tra due anzianote vicine di casa. Non lo sai cosa mi è successo ieri mattina? Raccontami, raccontami. Ho sentito suonare il campanello, ho aperto la porta, c'era un ragazzo nero, con capelli tutti ricci, questi occhioni grandi, questi denti bianchissimi, giovane. E io l'ho guardato, vendeva monate, vendeva. Io gli ho detto: non mi serve niente, grazie. E sto facendo colazione, se vuoi ti posso offrire una tazza di caffè latte. E lui è entrato. Oh mamma mia, sì, e si è seduto al tavolo e si è bevuto una tazza di caffè latte piena, con una scatola intera di biscotti con lui si è mangiato. Aveva una fame. Oh mamma mia. Sì, e poi ci siamo messi a chiacchierare del più e del meno lì e siamo finiti sul divano. Oh mamma mia, sì, lì un braccio, una gamba, sopra di qua, sopra di là, e siamo finiti a letto. Oh mamma mia, sì, e mi ha legata le mani e i piedi nel letto. Oh mamma mia, ma ti ha chiavato? Che lampadario!